Salve a tutti e bentornati alle avventure di Go Fishing. Oggi vi volevo raccontare di una mia uscita in compagnia di un mio amico, un'uscita un po' particolare fatta a Tenkara. Ebbene sì, questa tecnica molto semplice e molto antica mi appassiona molto e durante i mesi estivi la pratico volentieri nei torrenti di montagna qua in Friuli. Regala bellissime soddisfazioni e anche catture di notevole taglia anche dove non te lo aspetti. È una tecnica molto essenziale, secondo me, molto divertente, proprio per questo è adatta a tutti quanti, a tutti gli stili di pesca. Anche se non hai mai pescato a mosca, a Tenkara facilmente ci puoi andare. Vi volevo raccontare questa storia di una bellissima giornata passata in un piccolo torrente dove abbiamo fatto anche delle catture, devo dire, di taglia, data la dimensione del torrente. Siamo arrivati quasi a 35-38 cm, quindi delle belle catture. Le catture erano tutte ed esclusivamente ibridi di marmorata e trota-fario, quindi native del luogo, un posto bellissimo, incontaminato, in mezzo alle montagne. Anche oggi volevo, come le volte scorse, ormai è diventato un'abitudine, dividere il video come sempre in tre parti. Questa introduttiva dove vi spiego un po' insomma come sono andate le cose, cosa è successo, così spiegarvi qual è stata l'introduzione alla giornata, perché abbiamo scelto magari di una tecnica piuttosto che un'altra, una parte centrale dove ci sarà l'uscita di pesca e la parte finale, quindi la terza, dove andrò in questo caso a costruirvi la Kebari che ha fatto più catture nella giornata, quella che si è dimostrata più efficace durante il giorno. Quindi spero che anche queste avventure a Tenkara vi piacciono. Vi saluto e vi do appuntamento alla prossima volta e al prossimo episodio con le avventure di Go Fishing. Un arrivederci e un grazie a tutti, a presto!